Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a questa piccola live splash del vostro Marietto veneziano. Oggi, da come avete visto il titolo, cerchiamo di capire un po' le cose e vi voglio fare degli esempi, no? Così che poi riusciamo ad arrivare alla fine della matassa, no? Un esempio più eclatante è, ad esempio, i vestiti. L'altro giorno guardavo un vestito da dei cinesi in un negozio ben attrezzato di cinesi e guardavo un paio di pantaloni e lo rapportavo a un paio di pantaloni che ho comprato in un altro negozio non prestigioso, un negozio popolare italiano che però ha dei prodotti anche a buon marché, ma di qualità. E fondamentalmente il pantalone è sempre un pantalone, però al di là delle cuciture, proprio i tessuti interni delle tasche, quello cinese era fatto praticamente con un tessuto acrilico di plasticotto, quello italiano era fatto di un tessuto di cotone importante. Insomma, chiaramente erano uguali, no? Diciamo così, si vendevano uguali, erano sempre due pantaloni, però uno aveva una marcia in più che a un occhio attento, cioè ci voleva poco a capirlo, però bisognava aprire il pantalone, guardarci dentro, guardare di che fodera, di che materiale erano le fodere delle tasche davanti e dietro e quant'altro, e controllare le cuciture. Altra cosa importante è dove abito in questo periodo, dove abitiamo io e il legale in questo periodo, e in cui ci rendiamo conto che le case sono le case, le fognature sono le fognature, però purtroppo ogni volta che in queste zone piove, sembra di essere a Venezia, con l'acqua alta, proprio perché c'è stata sicuramente qualche pecca, magari non dice qualche mala amministrazione, perché non dice mai queste cose, però qualche pecca quando hanno steso, hanno progettato o hanno, non so come potrebbe definire, hanno messo giù i tubi delle acque bianche, delle acque della pioggia. Praticamente qui quando piove è difficile uscire di casa senza il canotto. Quindi, perché vi voglio dire queste cose? Perché anche nell'esoterismo, no? Ci sono esoteristi che sembrano uguali, che dicono le stesse cose, però, infatti, faccio un esempio, qualche mese fa mi contatta una, una ragazza a cui online gli avevo fatto in modo gratuito una stesa, una persona, e mi dice, sai, quello che avevi detto tu praticamente si è avverato tutto, solo che io ingenuamente non ti ho dato ascolto, sono andato da altri esoteristi e ho buttato via un sacco di soldi e alla fine è peggiorata la storia, alla fine è andata come dice proprio il Marietto, no? E vengono da me. È un po' come andare dai cinesi e cercare di prendere un paio di pantaloni, e poi ci si rende conto a casa che le tasche sono di plastica al posto di essere un cotone almeno decente per l'estate. È la stessa cosa quando uno viene nelle sibille gratuite, si fa fare la stesa, il Marietto o la Hilde ci azzeccano, no? E poi vanno da altri a cercare le soluzioni e si rendono conto di aver buttato via un sacco di soldi. Mm? Quindi, cari miei, bisogna sempre stare sul pezzo, sempre avere l'occhio vispo, sempre capire da che parte tira il vento e sempre cercarsi di migliorarsi. Quindi è vero che in alcuni negozi Bon Marché si può trovare sicuramente il colpaccio della propria vita, no? Magari un paio di pantaloni in ordine, però è chiaro che se ci sono negozi che hanno uno standard di qualità, un controllo di qualità importante, è certo che si può pagare anche un po' di più, ma il prodotto dura di più e via dicendo. Poi è chiaro che ci sono anche prodotti che più o meno anche dai cinesi, più o meno potrebbero teoricamente funzionare, però è indubbio che cioè, la produzione italiana è un metro più avanti, 10 anni più avanti da quella dei cinesi. Ed è lo stesso nell'esoterismo. Nell'esoterismo, quando voi incontrate degli esoteristi, può capitare che ci sono esoteristi. In sintesi, una volta una delle migliori esoteriste italiane mi ha detto, sai, di maghi ci sono tre,
categorie, i bravi e qua qua qua, no? E spesso purtroppo la gente si fa abbindolare dai qua 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 e di conseguenza questi personaggi annebbiano un po' anche i bravi e i bravi perché fanno perdere di credibilità. Quindi, cari miei, è vero che uno può venirmi a dire in questo periodo della vita io ho i soldi solo per comprarmi i pantaloni cinesi, però è anche vero che se uno ce li ha piuttosto che lasciarli in banca e farseli, capite, usare dalle banche perché le vendono e con i vostri soldi guadagnano il 14%, è meglio che li usate per avere dei pantaloni senza le tasche di plastica, perché ci sono molte persone che sebbene hanno il potenziale, vivono un po' come dei mendicanti. È la stessa cosa quando uno viene da un bravo esoterista o va da un esoterista qua, 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 che poi alla fine torna dal marietto a dire peccato che quella volta non ti ho ascoltato, e non sono venuto da te. E purtroppo c'è una cosa che la gente non pensa, il tempo, no? Il tempo è la cosa più preziosa perché il tempo è la misura in cui si misura tutto. E quindi se voi perdete tempo, no? Se voi pensate che con le paroline magiche trovate il parcheggio, trovate il posto di lavoro, trovate l'amore, se voi pensate che senza muovere il fondo schiena le cose si muovono, beati voi, no? Però senza un duro lavoro come le sartorie italiane, come chi ha progettato una città in modo che quando piova i ragazzi possano andare a scuola e non trovino una scusa per non andare, come in quelle strutture pubbliche dove c'è gente che lavora anche per altri, no? Dove si sacrificano per altri, beh, in quel momento lì, quelle persone lì sono vincenti, per gli altri non ce n'è più. Quindi anche nell'esoterismo esistono queste tre strutture, i bravi, i bravi, i bravi, i bravi e qua, qua, qua. Quindi, cari miei, state attenti che se volete risparmiare fatica, denaro, allungherete solamente il brodino e dovrete spendere più tempo. E il tempo non ve lo regala nessuno, non ve lo potete comprare. Quando l'avete perso, l'avete perso. È come quando uno perde il treno, no? Aspetta il prossimo, ma intanto sta in stazione magari 3, 4, 5 ore e si rende conto di aver fatto un grave errore. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato e alle prossime pillole.